Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Rivelazioni drammatiche e scioccanti oggi dopo i funerali di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana morta a Vienna. Il padre rivela: Aurora fu aggredita lo scorso maggio e aveva subito un aborto. Ancora mistero sulla caduta dal terzo piano della sua abitazione. La famiglia cerca la verità. Ergastolo per Giovanni Salamone, uccise la moglie Patrizia Russo, agrigentina come lui, nella loro casa in provincia di Alessandria. Dopo averle inferto 7 coltellate, l'uomo chiamò i carabinieri dicendo di essere posseduto da Satana. Sequestrati e rapinati a Santa Maria di Licodia nel Catanese, notte da incubo per una coppia. Ad agire nella villa di campagna un comando di 5 uomini. I malviventi si sono diretti poi nella casa in paese dove si sono fatti aprire la cassaforte. Indagano i carabinieri. Milazzo è un commerciante di 60 anni, l'uomo fermato per l'omicidio dell'84enne trovato cadavere in un sacco. I due avevano avuto contrasti. Giuseppe Rugolo non è più parroco, l'ha deciso una commissione speciale del Vaticano. L'ex prete è stato condannato a 3 anni di carcere in appello per violenza sessuale nei confronti dei minori. Una convenzione tra il Consorzio di tutela dell'Arancia Rossa garantita IGP e l'Università di Catania. Obiettivo: migliorare la produzione per affrontare le sfide di oggi, dalla concorrenza ai dazi. Calciomercato, il Palermo in Valle d'Aosta per la preparazione estiva attende l'arrivo di Palumbo. In Serie C, Catania in ritiro a Norcia, 2 gli attaccanti attesi da Toscano. Ancora ben trovati. In apertura, rivelazioni drammatiche e scioccanti oggi dopo i funerali di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana morta a Vienna. Il padre infatti ha rivelato: Aurora fu aggredita lo scorso maggio e aveva subito anche un aborto. Ancora mistero sulla caduta da quel balcone viennese. Ricordiamo che il fidanzato è indagato per istigazione al suicidio, ma tutti i nuovi elementi li sentiamo nel servizio di Eva Spampinato. È una verità tutta da confermare, ma la confessione del padre di Aurora apre un nuovo squarcio drammatico su una vicenda che le autorità viennesi avevano archiviato come suicidio e che potrebbe invece far emergere altro. E altre notizie tristi emergono oggi, il giorno dei funerali della povera Aurora. Il padre racconta che la ragazza a maggio subì un'aggressione e anche un aborto e si era rivolta all'ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo. Nel referto dei medici c'è scritto che la giovane avrebbe subito un'aggressione fisica. Lo racconta Francesco Maniscalco, il padre della hostess, ancora scosso per i funerali che si sono tenuti questa mattina. Come tante ragazzine, anche mia figlia mi ha tenuto all'oscuro di tutto, dice, sia dell'aborto che dell'aggressione. La mia ex moglie poi mi ha confessato che tra i giovani c'erano stati momenti di tensione e forse mia figlia era stata anche aggredita. Maniscalco aggiunge: quello che mi fa rabbia è che nessuno della famiglia del giovane sia venuto al funerale oggi, neppure un fiore, non abbiamo mai ricevuto una parola di conforto. Forse sono anche infastiditi dal clamore che è scoppiato. L'avvocato Alberto Raffadale sta cercando di ricostruire quanto avvenuto lo scorso maggio e le ragioni per cui con quel referto non sono partite le indagini su quanto successo ad Aurora. Intanto questa mattina a Palermo, nella chiesa Maria Santissima Consolatrice di Pallavicino, sono stati celebrati i funerali della giovane hostess. Presente anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Ergastolo per Giovanni Salamone, uccise la moglie Patrizia Russo, agrigentina come lui, nella loro casa in provincia di Alessandria. Un delitto avvenuto al culmine di una spirale di disagio e depressione. Dopo averle inferto 7 coltellate, poi l'uomo chiamò i carabinieri dicendo che era posseduto da Satana. Sentiamo. La Corte ha riconosciuto la massima pena per il femminicidio commesso da Giovanni Salamone, l'ergastolo. L'uomo, 62 anni, originario di Agrigento, lo scorso ottobre uccise la moglie, Patrizia Russo, 53 anni, anche lei agrigentina, con 7 coltellate. La Corte d'Assise di Alessandria, dove la coppia viveva e dove si è consumato l'efferato delitto, ha accolto anche la richiesta dei figli della coppia, che si sono costituiti parte civile. La tragedia infatti si è vista con gli occhi di Giuliana e Francesco, 2 ragazzi rimasti tragicamente orfani
giovani della madre assume contorni ancora più strazianti. I figli adesso riceveranno una provvisionale di 250.000 euro ciascuno. Il pubblico ministero aveva chiesto 21 anni, ma la Corte d'Assise ha scelto la massima della pena. Salamone, dopo aver accoltellato la moglie, chiamò i carabinieri confessando il femminicidio, ma dicendo anche di essere posseduto da Satana. L'uomo soffriva di depressione per problemi economici legati alla mancanza di un'occupazione stabile. Dopo l'arresto ha tentato il suicidio in carcere. Le legali dei due figli, Butticè e Tortorici, hanno descritto un omicidio lucido e crudele, un gesto pianificato. I legali di Salamone andranno in appello. E adesso andiamo a Santa Maria di Licodia nella Catanese, dove una coppia ha vissuto una notte da incubo. I due sono stati sequestrati e rapinati. Ad agire nella villa di campagna un comando di 5 uomini. Orazio Longo. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la vicenda. Di certo si sa che la coppia licodiese, lui 50 anni, lei 45, è stata sequestrata nell'abitazione di campagna da una banda di 5 uomini incappucciati. Alcuni di questi hanno tenuto sotto tiro il marito, mentre gli altri con la moglie si sono diretti nell'appartamento in paese, costringendola ad aprire la cassaforte per portare via soldi e gioielli. Un'azione violenta e spietata col cinquantenne che avrebbe riportato anche alcune ferite. È qui che i malviventi sono entrati in azione nei confronti della famiglia di Santa Maria di Licodia, che tiene una villetta proprio lungo questa strada. Una città sconvolta, Santa Maria di Licodia, piccolo centro ai piedi dell'Etna. È una città preoccupata, non si pensava in una piccola comunità che ci fosse situazioni del genere. Ancora è da capire quello che è successo, però se è vero quello che si vocifera è inquietante. Ovviamente è un momento di sconforto per la cittadina. Noi siamo da sempre un paese tranquillo e quindi questi episodi ci lasciano un po' sconcertati. La solidarietà delle istituzioni con il sindaco che annuncia che la vicenda sarà trattata anche in consiglio comunale. Perché è giusto che tutte le istituzioni, dal sindaco ai consiglieri al presidente, è giusto che portiamo avanti questa cosa. Io già mi sono sentito con il luogotenente e confido nel lavoro delle forze dell'ordine, soprattutto nei carabinieri delle Licodia, che riescono a dare alla giustizia chi ha fatto questo gesto vile. Adesso torniamo a parlare dell'omicidio di Milazzo. È un commerciante proprietario di un terreno vicino a quello della vittima, l'uomo fermato appunto per l'omicidio di questo imprenditore di 84 anni trovato cadavere in un sacco. I due avevano avuto contrasti. Francesco Triolo. È un commerciante incensurato di 60 anni, Giuseppe Cordici, di Milazzo, l'uomo fermato dalla squadra mobile di Messina e accusato dell'omicidio di Salvatore Italiano, l'84enne trovato morto giovedì scorso in via Capuana. Il 60enne, per il quale sabato sera è scattato il provvedimento di fermo e il trasferimento nel carcere di Gazzi, è in attesa adesso della convalida da parte del GIP. A difendere l'uomo è l'avvocato Nino Aloisio. Si tratterebbe, come inizialmente sospettato dagli agenti del commissariato di Milazzo e dalla procura di Barcellona che coordina le indagini, di un vicino di casa di Italiano. Ad incastrarlo sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel percorso tra Fiumarella, dove la vittima abitava, e via Capuana, la zona dove è stato trovato il suo corpo, coperto da sacchi neri di plastica. Le indagini devono chiarire ancora il movente, ma prende sempre più corpo l'ipotesi dei contrasti tra i due legati a questioni personali, probabilmente ad un terreno limitrofo alle loro abitazioni, e si deve capire anche dove sia avvenuto l'omicidio. Le telecamere di videosorveglianza infatti avrebbero ripreso il presunto responsabile assieme alla vittima in una stessa vettura, pare la Fiat Panda di proprietà di Salvatore Italiano. Non è escluso quindi che omicidio e vittima si siano visti in un'altra zona per una discussione che all'improvviso è degenerata. Un uomo di 37 anni è morto a Patti nel Messinese, schiacciato dal proprio trattore. Biagio Rizzo, questo è il nome appunto della vittima, originario di Patti. Poco dopo mezzogiorno si trovava alla guida del mezzo pesante in una località appunto vicino a Patti, intento a pulire un terreno quando il mezzo cingolato si è ribaltato e l'ha travolto. A Palermo cresce l'allarme sicurezza. Mentre i cittadini scendono in piazza a Sferracavallo per chiedere decoro e maggiori controlli, la vigilanza si concentra sul festino di Santa Rosalia e soprattutto le folle che mobilita. Manlio Viola.
Si terrà fra giovedì e venerdì il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto di Palermo Massimo Mariani e allargato alle categorie produttive per affrontare il tema della sicurezza a Palermo dopo l'escalation di reati violenti che riguardano tanto i turisti quanto i palermitani. Una situazione che ha portato il sindaco La Galla a scrivere al prefetto chiedendogli di farsi portavoce ufficiale col governo nazionale della richiesta di maggiore controllo del territorio dal centro storico alle periferie. Ieri è toccato alla borgata di Sferracavallo scendere in piazza per chiedere maggiore decoro e maggiore sicurezza. I cittadini hanno inscenato un corteo dalla stazione ferroviaria fino alla piazza dei Santi Cosma e Damiano. Anche Assoimpresa si unisce alla richiesta di sicurezza e lancia un appello. Facciamo un appello anche noi di Assoimpresa affinché gli organismi che hanno il compito di prendere dei provvedimenti urgenti che li prendono al più presto. Ma in attesa del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica cresce l'attenzione in città anche per effetto della 2 giorni dedicata a Santa Rosalia. Fra oggi e domani in città sono attesi non solo i palermitani che scendono a festeggiare la loro patrona, ma anche migliaia di turisti venuti ad assistere ad una festa secolare. Bisogna garantire la sicurezza di tutti sul fronte della prevenzione dei reati, ma anche della viabilità e dei rischi che derivano dalle concentrazioni di grandi folle. È stato ritrovato a Delia, in provincia di Caltanissetta, il ragazzo di 15 anni di Porto Empedocle scomparso la scorsa notte. A rintracciarlo sono stati i carabinieri. L'adolescente sta bene. Al momento gli investigatori stanno cercando di capire il perché di questo allontanamento. Ancora aggressioni in carcere. Un detenuto a Cavadonna, Siracusa, si è scagliato contro un agente di polizia penitenziaria. Poco dopo lo stesso poliziotto ha bloccato l'ingresso di 6 cellulari. I sindacati chiedono più agenti e al nostro TG propongono per i detenuti violenti che si riapra il carcere di Pianosa. Francesco Aloi. Chiediamo che il governo incominci a pensare alla riapertura di una sezione o di un istituto del carcere di Pianosa, solamente ed esclusivamente per questi detenuti che sono aggressive. È la proposta provocazione che lancia chi conosce bene cosa accade in carcere. Istituti diversi ma stessi problemi. Sovraffollamento, pochi poliziotti penitenziari e aggressioni. Tra gli ultimi casi a Cavadonna, Siracusa, un detenuto si è scagliato contro un agente. Il fatto che il collega aveva chiamato il detenuto per farlo uscire dalla cella per una visita medica, per della terapia, lui si è rifiutato, poi lo ha richiamato per andare a telefonare. Quando è uscito dalla cella per andare a telefonare ha aggredito il collega, ha tentato di contenerlo ed è stato ha subito un danno al braccio, diciamo così. Ed è stato lo stesso poliziotto poco dopo a bloccare l'ingresso di 6 cellulari. Un uomo era riuscito a superare la prima recinzione, quella più esterna, per poi lanciare tutto all'interno. Ha buttato due pacchi in cui poi si è riscontrato esserci 3 telefonini per ogni pacco, quindi 6 telefonini. Ha dato subito l'allarme, quindi i telefonini sono stati subito bloccati e presi in custodia dal personale. E quello dei cellulari in carcere è un altro grosso problema. Anche per questo servono più poliziotti. A Siracusa, che su 250 unità previste ce ne sono circa 190, ne mancano 60. Abbiamo detenuti, dovremmo avere circa 400 detenuti e invece ne abbiamo fra i 700 e i 750. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Andrea Terranova, ha condannato le 2 persone di Favara accusate del danneggiamento della Scala dei Turchi di Realmonte, imbrattata con una sostanza chimica rossa 3 anni e mezzo fa. 3 mesi e 5 giorni sono stati inflitti a Domenico 40, mentre 4 mesi e 15 giorni a Francesco Geraci. Giuseppe Rugolo, ex sacerdote di Enna, dopo la condanna in appello, adesso è stato ufficialmente dimesso dallo Stato clericale e mentre la Chiesa prende le distanze, la diocesi di Piazza Armerina finisce sotto accusa con vescovo e vicario, ricordiamo, imputati per falsa testimonianza. Gerry Italia. Giuseppe Rugolo, ormai ex sacerdote ennese, è stato ufficialmente dimesso dallo Stato clericale. Anche la Chiesa ha detto il suo basta dopo la sentenza del processo canonico che ha riconosciuto la sua colpevolezza per 2 ulteriori episodi di abuso su minori, oltre all'abuso già condannato dalla giustizia ordinaria su Antonio Messina. Una decisione pesante che arriva dopo la condanna a 3 anni di carcere in appello per violenza sessuale su minori, condanna attenuata dalla giustizia ordinaria per la presunta tenuità del fatto su 2 delle vittime, ma per la Commissione speciale del Vaticano quella tenuità non esiste. Il collegio
ecclesiastico ha infatti ampliato il quadro degli abusi, includendo altri 2 casi risalenti a quando Rugolo era già stato ordinato. Ora la sentenza attende solo la ratifica definitiva dal Dicastero per la dottrina della fede. Curioso e significativo un dettaglio: nella commissione che ha giudicato Rugolo non figurava alcun membro siciliano, una scelta non casuale. Infatti il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e il vicario giudiziale Vincenzo Murgano, attuale parroco del Duomo di Enna, sono imputati in un processo parallelo per falsa testimonianza proprio in relazione al caso Rugolo. Compariranno in aula il prossimo 29 ottobre. Credo che la diocesi di Piazza Armerina, ha commentato l'avvocato rotale Alessandro Camedda, sia stata volutamente esclusa. Se il Vaticano avesse voluto coinvolgerla avrebbe nominato il tribunale diocesano, e invece il processo si è svolto con membri non siciliani in un albergo. Il caso Rugolo intanto è tutt'altro che chiuso, le ferite per le vittime restano aperte, mentre anche la Chiesa stavolta prova a voltare pagina. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, ha rinunciato all'auto blu. Da una settimana raggiunge Palazzo dei Normanni con i mezzi propri. Galvagno è indagato, ricordiamo, dalla Procura di Palermo per corruzione e peculato. Quest'ultimo reato riguarderebbe proprio un uso improprio dell'auto di servizio a disposizione della massima carica del Parlamento siciliano. I 58 comuni della città metropolitana di Catania, strozzati dall'aumento del costo della Tari, scrivono a Schifani e chiedono alla Regione aiuti economici. Spese schizzate a causa del conferimento fuori dalla Sicilia. Luca Ciliberti. Ci sono circa 200 comuni della regione siciliana che mandano all'estero i rifiuti e quindi hanno un costo raddoppiato, di conseguenza i nostri concittadini hanno un costo raddoppiato sulla bolletta, sulla Tari. Considerate che oltre 200 comuni per scaricare l'indifferenziata in discarica pagano oltre 350 euro a tonnellata, tanti altri comuni pagano 180-200 euro a tonnellata. I 58 comuni della città metropolitana di Catania scrivono al presidente Renato Schifani per chiedere ulteriori risorse per scongiurare l'aumento delle tariffe Tari a causa degli extra costi. Intanto abbiamo bisogno che la Regione ci venga dietro per avere la possibilità di ridurre la Tari ai cittadini virtuosi. Abbiamo il concorrente tema poi degli ASACOM, che è un servizio indispensabile per i nostri minori con disabilità, a cui dobbiamo garantire l'assistenza e l'accompagnamento, e per questo i comuni sono veramente in ginocchio, non voglio dire in difficoltà. Se a questo si aggiunge che centinaia di amministrazioni non possono più conferire a Lentini e pagano costi elevatissimi rispetto ad altri comuni, si comprende bene come la coperta a disposizione dei sindaci sia davvero troppo corta. Chiediamo che la Regione possa dare un contributo programmato anche negli anni, fino a quando poi ci saranno i termovalorizzatori, che è una scelta che noi condividiamo. La Sicilia è una regione dove purtroppo oltre 120 comuni sono in dissesto o in piano di riequilibrio, in molti casi proprio per i costi dovuti ai conferimenti dei rifiuti. Lo scorso anno, in sede di variazioni di bilancio per limitare i danni di questo enorme peso e gli extracosti, il governo regionale ha stanziato 50 milioni di euro che hanno in qualche modo ridotto il costo della tassa per tutti i siciliani. Quest'anno ne sono stanziati solo 20. I comuni chiedono alla regione di voler pensare di far diventare le misure strutturali a partire dalla prossima finanziaria. Tornano ad aprirsi i cancelli dello stabilimento ex Fiat ed ex Bluetech di Termini Imerese. Prende il via la seconda fase del rilancio prevista dal piano industriale della Pelligra, che ha rilevato lo scorso anno lo stabilimento vincendo la gara lanciata dal Ministero del Made in Italy. Sono tornati al lavoro dalla cassa integrazione i primi lavoratori per iniziare la ristrutturazione del sito ex Fiat. Adesso parliamo invece di una convenzione tra il Consorzio di tutela dell'arancia rossa garantita IGP e l'Università di Catania, con l'obiettivo di migliorare la produzione per affrontare le sfide di oggi, a partire dalla concorrenza fino ad arrivare poi ai dazi. Lorena Dolci. A qualcuno piace rossa. Tarocco Sanguinello, l'arancia rossa di Sicilia, prodotto IGP a denominazione protetta, conta oggi circa 500 aziende in 32 comuni fra Catania, Siracusa ed Enna, migliaia di ettari di terreno tutelato e aziende che producono frutto, succo o derivati. Un prodotto di eccellenza che se la deve vedere con i concorrenti dal Sudafrica o dal Marocco da una parte e con i virus come la tristezza dall'altra. Ma gli agrumicoltori scommettono e puntano all'innovazione e al dialogo
dialogo con la scienza. Oggi firmata una convenzione tra il Consorzio di Tutela IGP e l'Università di Catania che mette a disposizione ricerche genetiche strumentali per far fronte, tra l'altro, ai cambiamenti climatici. Si può migliorare intanto attraverso l'individuazione di nuovi cloni che possano esprimere in ambienti diversi, quelli che oggi sono caratterizzati anche da un cambiamento climatico importante, le migliori performance in termini di colorazione, in termini di grado zuccherino, in termini di dimensione del frutto. Non solo la siccità. Dopo il Covid e i conflitti, il comparto, che fattura oltre 40 milioni di euro l'anno, si trova adesso davanti a un nuovo ostacolo, i dazi al 30%. Non possiamo cambiare un mercato dall'oggi al domani, anche perché il consumatore americano è un consumatore che propende a spendere, però un 30% è troppo. Speriamo che l'Europa, perché solo lei può fare questa trattativa, riesca a fare una trattativa seria, forte, e non mi vorrei accontentare poi del 20%. La durata del progetto sarà di un anno, al termine del quale sarà presentato un primo report. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Palermo e Catania che iniziano il ritiro, ma sentiremo anche le ultime di calciomercato. Tutto questo tra pochissimo, vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, prime ore di ritiro per il Palermo in Valle d'Aosta. In conferenza stampa oggi Brunori dice Inzaghi ci darà molto per quanto riguarda il mercato, invece è in arrivo Palumbo. Marco Gulla. Baci, abbracci e sorrisi. Il Palermo ha riacceso i motori in ritiro a Châtillon in Valle d'Aosta. Ieri l'arrivo, oggi la doppia seduta con il neoallenatore Pippo Inzaghi che sta già forgiando i suoi dettami tattici al gruppo. Il tecnico è stato tra i più acclamati dai supporter quando la squadra è arrivata nel quartiere generale di Saint Vincent, il Biglia, lussuoso hotel a 5 stelle che ospiterà il rosanero fino alla fine della preparazione. Questa mattina la conferenza stampa di Matteo Brunori che elogia già l'operato del tecnico. Era da anni che non mi sentivo così. Inzaghi ci trasmette grinta. Sicuramente le prime impressioni sono super positive, è arrivato il mister che ha portato tanto entusiasmo e ci trasmette sin dalle prime parole che ci siamo detti. C'è tanta voglia di fare, c'è tanta voglia di dimostrare, quindi questo è lo spirito che serve per affrontare un campionato importante. Mercato, Antonio Palumbo si appresta a diventare un nuovo giocatore del Palermo. Il DS Osti, durante lo scambio con un tifoso in ritiro, ha confermato che la trattativa è in fase conclusiva. Al Modena andrà Di Mariano, ormai fuori dal progetto del club. In arrivo c'è anche Giasi. In Serie C invece il Catania inizia il suo ritiro a Norcia e per quanto riguarda il mercato i rossazzurri sono in pressing su 2 attaccanti. A Trapani oggi e domani test fisici per i giocatori e comincia a muoversi anche il Siracusa. Francesco Triolo. La partenza per il ritiro di Norcia con la squadra oggi in viaggio è il segnale che la nuova stagione del Catania è ufficialmente iniziata. Da domani i rossazzurri lavoreranno agli ordini di Mimmo Toscano in attesa che la rosa venga completata. Dopo l'ufficialità di Casasola sono attese quelle di Pieraccini e Rolfini oltre che Donnarumma, ma sono altri 2 i nomi su cui sembrano essersi concentrate le maggiori attenzioni del direttore sportivo Pastore. Quello dell'attaccante classe 92 Leonardo Mancuso del Mantova, e per lui sarebbe pronto un contratto di durata biennale con opzione, e quello di Francesco Forte, anche lui attaccante, che ha risolto il contratto con l'Ascoli. Da oggi poi via anche alla campagna abbonamenti. A Siracusa è il giorno delle prime ufficializzazioni. La prima è quella del rinnovo di Candiano, mentre sono in definizione i prolungamenti dei contratti di Limonelli e Di Grazia. Si attende nelle prossime ore anche l'ufficialità di Antonello Laneri come nuovo direttore sportivo. A Trapani tra oggi e domani sono attesi in sede vecchia nuovi ben 13 giocatori per essere sottoposti a visite mediche e test fisici, per poi trasferirsi al ritiro di Troina, dove da giovedì e fino al 31 luglio svolgeranno la prima fase della preparazione agli ordini di Totò Aronica e del suo staff. In via di definizione anche le amichevoli. La seconda fase degli allenamenti è prevista a Valderice. Intanto la società sul mercato deve sfoltire la rosa e ancora completarla con 3 elementi, 1 per reparto. Ancora una breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti.
Prima di chiudere, sono 83 gli incendi registrati oggi in Sicilia, con 27 focolai ancora attivi. Le province più colpite sono Catania, Caltanissetta e Agrigento, ma altri roghi si segnalano in tutte le altre province dell'isola. Con questa notizia noi ci fermiamo, il TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.